Testimonianza shock in tribunale nel processo a carico di uno spacciatore. Un 14enne racconta la sua odissea di tossicodipendenza iniziata da appena 11 anni. Coronavirus, Zaia, ULSS, Venete preparate. Intanto l'ambasciata italiana in Cina assicura che nessun italiano risulta contagiato. La comunità cinese della Marca: non cediamo alla paura. Certificata dai dati ufficiali di SAVE la flessione dei passeggeri al Canova nel 2019, a pesare i problemi per l'ampliamento congelato e le scelte di Ryanair. Sanità: il Consiglio dei Ministri impugna 2 norme della legge regionale riguardanti i medici. L'IRA di Palazzo Balbi: ricorreremo in tutte le sedi. Incatenato alla rotonda della Feltrina, diventata simbolo della protesta dei truffati delle ex banche venete, la protesta stamane dell'imprenditore ed esponente di Fratelli d'Italia Luigi Susin. Il governo ci dica se ha deciso di abbandonare il progetto. L'assessore regionale Votacin scrive una lettera al ministro dell'ambiente. Nel mirino la realizzazione del bacino di laminazione sulle Grave di Ciano. Torna la pioggia nel weekend, ma ci sarà anche un aumento delle temperature anomalo per il periodo, tanto che nei tradizionali giorni della merla la prossima settimana il freddo non si farà sentire. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 per l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In apertura questa sera la testimonianza shock di un 14enne. Mi drogavo già a 11 anni, ha detto agli inquirenti in tribunale. Frequentava solo la prima media eppure aveva già iniziato a consumare abitualmente hashish e marijuana. Questo lo spaccato inquietante emerso nelle aule di giustizia di Treviso in uno dei tanti procedimenti per droga. Imputato un 22enne che riforniva la meglio gioventù trevigiana. Il ragazzino ha reso la propria testimonianza giurata in sede protetta, parole le sue che hanno stupito gli stessi inquirenti, impressionati dalla precoce dipendenza. Allo stesso tempo non ha però raccontato di come si procurasse i soldi. I fatti risalgono al 2016. Il bambino di ieri oggi è un adolescente di 14 anni, ma ha ricostruito quel periodo in cui pare condividesse la droga con altri coetanei. Non solo, a spacciare hashish e marijuana sarebbe stato anche un altro giovanissimo, un ragazzo di 17 anni, sempre di Treviso, già deferito a sua volta al Tribunale dei minori di Venezia. A scoprire tutto era stato il papà dell'11enne che un giorno, sbirciando nel telefonino del figlio, si era accorto che una persona stava chiedendo con insistenza dei soldi attraverso degli SMS. Da qui la segnalazione che ha scoperto un velo sul traffico. L'emergenza coronavirus, le ULSS venete sono preparate a gestirla, parola del governatore Zaia, mentre dall'ambasciata italiana a Pechino arriva la rassicurazione sulle condizioni di salute della studentessa veneta. È massima allerta anche in Veneto per il coronavirus, epidemia che dalla Cina, da dove si è diffusa, ha già causato 26 morti con 860 casi accertati e più di 1000 quelli sospetti. Noi siamo assolutamente col sistema allertato, questo è poco ma sicuro, come accade sempre in occasione di epidemie, di pandemie o di zoonosi che possono colpire il nostro paese. E nel frattempo l'ambasciata d'Italia a Pechino è in costante contatto con tutti i connazionali presenti a Wuhan, inclusa l'unica veneta tra le persone che le autorità cinesi stanno tenendo in quarantena appunto nella stessa città, epicentro della diffusione del coronavirus. La studentessa veneziana Petra Vidali, 24 anni, che nuovamente interpellata, conferma di stare bene. Anche in Veneto già attivata, secondo disposizioni ministeriali, la task force con il protocollo da seguire di fronte a casi sospetti che vanno segnalati immediatamente entro le 24 ore dalla rilevazione. Noi abbiamo già un team al lavoro, c'è da dire che la partita del virus è una partita ancora molto, molto da scandagliare e anche per certi aspetti anche ignota, visto e considerato che ancora non si conosce l'eziologia, non si capisce da dove è partito questo virus, o meglio qualcuno lo può immaginare. Ed è massima allerta nel punto più sensibile della Marca, l'aeroporto di Treviso, dove i passeggeri stanno correndo ai ripari anche con l'uso di mascherine. A livello di mascherine ci sono spesso passeggeri che le indossano. Negli ultimi giorni sì, abbiamo verificato che ce ne sono più in abbondanza, sicuramente. Sì, si vedono un po' di più e fanno effetto. Io sono diretto in Bulgaria, a Sofia.
Abbiamo le mascherine nello zainetto, appena arriviamo lì le useremo. Non ci sono voli diretti con la Cina in aeroporto a Treviso, ma i viaggi internazionali non mancano e nemmeno i passeggeri orientali, come questa ragazza proveniente dall'estremo oriente. Sì, I'm from Singapore. È lei stessa a spiegarci come a Singapore le misure d'allerta siano elevate e di come sia arrivata a Treviso attraverso diversi scali. E a proposito di questo, da Save, la società degli aeroporti, chiariscono come i controlli sanitari vengano effettuati da protocollo di sicurezza solo in quelli collegati direttamente con la Cina. Voli diretti che non ci sono al Canova di Treviso, ma nemmeno al Marco Polo di Venezia, dove gli snodi di riferimento restano, tra gli altri, Zurigo, Dubai, Francoforte. Tra gli arrivi e le partenze, i nastri e i controlli di routine non c'è paura, piuttosto si parla di prevenzione. Sicuramente quello di lavarsi le mani e di fare attenzione al contatto ravvicinato con altre persone, soprattutto per la trasmissione, insomma, dal punto di vista respiratorio. Un po' di attenzione bisogna, in ogni caso qualche precauzione bisogna prenderle. Sono sempre cose che sembrano lontane ma che alla fine potrebbero essere dietro l'angolo. E di prevenzione parla anche la ragazza con la mascherina. Non sono preoccupata, ci dice, ma prevenire, sembra banale dirlo, è meglio che curare. Generally I'm not really afraid. E un invito a evitare allarmismi arriva anche dalla comunità cinese presente a Treviso, che domani festeggerà il Capodanno cinese, inizia infatti l'anno del topo. Solo una città che c'è questo virus, però il nostro governo sta lavorando, noi abbiamo la fiducia sul nostro governo, non abbiamo tante preoccupazioni. Per me no, non c'è problemi. E in Italia bisogna fare tranquillo. È un appello alla calma, ma anche alla conoscenza, quello che arriva dalla comunità cinese a Treviso, che tra negozi e ristoranti continua a fare la parte del leone, comunità che si prepara a festeggiare il Capodanno cinese, che quest'anno cade il 25 gennaio, l'anno del topo, e non sono pochi i cinesi che dal trevigiano hanno raggiunto la Cina per festeggiare con le famiglie di origine, ma la Cina è grande, spiega Chen, dal suo ristorante di Preganziolla. Tanti stanno rientrando in Cina, però nessuno ha paura di questo problema, perché essendo la Cina molto grande è un problema locale di una certa regione della Cina e le persone non sono preoccupate. Non è una cosa nazionale ma una cosa locale del posto, insomma. A lavorare con Chen, l'amico di una vita, chef Alberto da Villorba, che ai fornelli ha fatto una scelta precisa. Carne e pesce di ogni genere viene acquistata in Italia da rivenditori che comunque non hanno, diciamo, contatti con la Cina, un po' perché comunque cerchiamo un certo tipo di qualità e soprattutto anche per la situazione che c'è al momento vogliamo evitare qualsiasi tipo di problema. Quindi tu ti senti di rassicurare tutti i trevigiani? Sì, assolutamente sì. Qui non abbiamo nessun tipo di problema, nonostante siamo un ristorante cinese non c'è nulla che possa mettere a rischio né noi né i nostri eventuali clienti. Ritorniamo al Canova, ma per occuparci di numeri, perché i passeggeri nel 2019 hanno registrato un calo, a pesare i problemi per l'ampliamento ma anche le scelte di Ryanair. L'aeroporto di Treviso non vola, anzi a guardare i numeri si tratta dell'unico scalo veneto a perdere passeggeri. A certificarlo è il report dello stesso polo aeroportuale del nord-est di cui Treviso fa parte con Venezia, Verona e Brescia. Nel 2019 il terminal della Marca ha registrato 3.254.000 passeggeri, in flessione dell'1,6% rispetto all'anno precedente, un calo che ha una spiegazione, ovvero il trasferimento da parte di Ryanair di alcune linee sull'aeroporto di Venezia, scelta che rientra nella strategia più generale della compagnia di operare sugli scali principali. L'addio a Treviso ha riguardato soprattutto i voli con Londra-Stansted, che per Ryanair è lo scalo principale al mondo, una scelta quindi che incide. Come potrebbero incidere soprattutto per le rotte future le incertezze attorno all'ampliamento del Canova, che a inizio dicembre ha subito uno stop da parte del Ministero per l'Ambiente con relativa trasmissione degli atti alla Commissione VIA, fatto che aveva scatenato l'ira di Comune, Regione e categorie economiche da un lato, il
plauso dei comitati dall'altro. E che Treviso sia maglia nera lo si capisce guardando a Venezia e Verona. Il Marco Polo in un anno è cresciuto di un più 3,4%, anche grazie alla fuga dal Canova, in termini assoluti 11 milioni e 561 mila passeggeri. Verona più 5,2%, 3 milioni e 638 mila passeggeri totali, circa 400 mila in più che a Treviso. Complessivamente il polo del nord-est si conferma terzo a livello nazionale con quasi 18 milioni e 500 mila viaggiatori. La concorrenza del Canova quindi è in casa. Sanità, il Consiglio dei Ministri ha impugnato 2 norme contenute nella legge regionale del 25 novembre scorso. Uno è il comma con il quale si obbliga il medico che ottenga la specializzazione finanziata dalla Regione a partecipare ai concorsi banditi nella stessa Regione nei 5 anni successivi e, se superati, a prestarvi servizio almeno 3 anni. L'altro è l'articolo con cui vengono portati al livello di quelli delle altre aziende del Servizio Sanitario Regionale gli stipendi dei dipendenti dell'azienda ospedaliera di Padova, autorizzando quest'ultima a rideterminare i fondi per il personale previa delibera della Giunta e rispetto dei limiti di spesa. Immediata la reazione del governatore Zaia, la Regione Veneto ricorrerà in tutte le sedi, annuncia: noi ci impegniamo perché i cittadini veneti possano continuare ad avere un servizio sanitario adeguato, ma continuiamo a trovare sulla nostra strada gli ostacoli messi dal governo. Torniamo a Treviso e torniamo a parlare di ecovandali, perché è sufficiente fare un giro tra i quartieri della città per vedere come in molte zone i cestini dei rifiuti vengano trasformati in discariche a cielo aperto. Istantanee di ordinaria inciviltà. Da Sant'Antonino a San Lazzaro, da Sant'Angelo a Santa Maria del Rovere non c'è quartiere a Treviso risparmiato dall'abbandono selvaggio dei rifiuti. Che si tratti di una borsetta come in via Ghirlanda o addirittura di pezzi di VC, qui siamo in strada del Mozzato, i cittadini trasformano i cestini in piccole discariche a cielo aperto e se all'interno non c'è più spazio, il sacchetto viene tranquillamente lasciato ai piedi dei contenitori. Più avanti di là, sono appena andata in farmacia, è pieno. Andando giù di qua sempre un disastro. Guardi, ho una carta in tasca, non riesco a buttarla da nessuna parte perché se la butto vi so il mondo. Guarda che ne un sacco anche là nero. Sì, ma guarda, è già là. C'è chi poi, esasperato da simili comportamenti, decide di mandare un messaggio agli ecovandali appendendo un cartello all'esterno del proprio negozio. È quello che ha fatto il titolare della cartoleria di Sant'Angelo. Lasciano i sacchi pieni di immondizie stupidamente, come si sa già, insomma, è risaputo, e vedo che tutto sommato ho risolto abbastanza per il momento e evitano almeno di mettermeli qua davanti, proprio davanti in piazza. Comportamenti che Cassugana sta cercando di contrastare con le fototrappole e le sanzioni. Oltre che danneggiare se stessi, danneggiano la collettività di una città che ha il record in Italia per la differenziata, e quindi questi che lo fanno sono maggiormente stupidi rispetto a tutto il resto d'Italia, perché sono in una situazione in cui il loro contorno gli insegna il vivere civile. Rimaniamo a Treviso per approfondire la notizia che vi abbiamo dato ieri sera riguardante il trasferimento della Camera di Commercio di Treviso. Dietro al comunicato di rassicurazioni sul trasferimento alla Piani c'è la preoccupazione per il proseguo della trattativa. Dovrebbe spendere la Camera di Commercio per trasferirsi alla Piani. Storia davvero infinita questa, che ha visto passare 3 presidenti in piazza Borsa e 2 a San Leonardo. E se per la Camera si sapeva che l'accordo sarebbe arrivato dopo il primo artefice, Federico Tessari, ben pochi pensavano che il nodo sarebbe durato del presidentissimo De Poli. Ma tant'è, almeno ad oggi, che il Demanio ha deciso di metterci del suo. Fino a giovedì tutto sembrava filasse sul filo dei 29 milioni di euro che l'ente camerale versava a fondazione, sia, manco a dirlo, per la Torre C della Piani che per chiudere ogni contenzioso in tribunale. Una cifra frutto della mediazione infinita del presidente Pozza, erede sia dell'accordo Tessari che del disaccordo Tognana con annessi e connessi. Opera peraltro meritoria, considerando che De Poli era partito ai bei tempi da 38 milioni di euro, ma in sintonia con l'epoca Garofalo, che sta facendo di tutto per far quadrare i conti a Caspineda. Poi l'indicazione del Demanio, per il quale la nuova sede non varrebbe più di 24 milioni di euro, e così come nel gioco dell'oca si torna al via o quasi. Noi stiamo lavorando per trovare un percorso che si possa arrivare all'obiettivo, ci manca pochissimo ad arrivare a questo, sono 3 anni che lavoriamo per trovare una soluzione a un problema che ha oltre 10 anni di storia e quindi non è facile.
Pozza, che dopo questa esperienza passerà comunque alla storia come il grande mediatore, ha 2 carte da giocarsi. Da una parte la consapevolezza di Garofalo, che deve collocare l'ultimo pezzo della Piani e quello spazio difficilmente ha alternative alla Camera, e dall'altra che Demanio e Corte dei Conti devono fare appunto i conti anche con una causa difficile da vincere ed estremamente onerosa. Basterà per abbassare le pretese del primo e alzare l'asticella dei secondi? E in tutto questo, che fine farà il Palazzo di Piazza Borsa? Ma per quanto riguarda il Palazzo Borsa è mio e quindi ci penso io come amministratore pro tempore. Certamente mi aspetto che il Comune faccia la sua parte. Questo ovviamente è un impegno che si è preso e deve mantenerlo. Protesta a Crocetta del Montello a sostegno dei risparmiatori truffati dalle banche. Un imprenditore ed esponente di Fratelli d'Italia ha deciso di incatenarsi alla rotonda della Feltrina. Buongiorno a tutti, siamo qua sulla rotonda di Crocetta del Montello questa mattina per manifestare lo scempio delle banche venete che hanno rubato fondamentalmente tutti gli averi dei nostri cittadini del nostro territorio. Inizia così il videomessaggio che Luigi Susin, imprenditore, presidente dei Termotecnici della provincia di Treviso ed esponente provinciale di Fratelli d'Italia, ha diffuso in rete nella mattinata di venerdì. Incatenato ad una delle croci piantate dall'associazione Don Torta sulla rotonda di Crocetta per ribadire quanto la Marca e il Veneto pagherà la dissoluzione di Veneto Banca e Popolare Vicenza. Questo territorio verrà impoverito per i prossimi 20 anni e il nostro Stato centrale a oggi non ha concluso un bel niente. Del resto i dati parlano chiaro. Sui 300.000 aventi diritto di accesso al fondo indennizzo risparmiatori in tutta Italia, al momento poco meno di 50.000 hanno deciso di affrontare l'iter di presentazione della domanda e di questi meno di 12.000 fanno riferimento a Popolare Vicenza e Veneto Banca. Numeri che le associazioni non esitano a bollare come un flop colossale, per il quale chiamano in causa sia l'estrema burocrazia nella compilazione che la costante difficoltà da parte dei risparmiatori di ottenere i documenti richiesti. Che qualcosa continui a non funzionare, di fatto l'ha ammesso lo stesso Ministero, spostando di 2 mesi la data ultima di presentazione delle domande, dal 18 febbraio al 18 aprile. Meno di 3 mesi quindi, nei quali ora si stanno mobilitando anche i sindaci a sostegno dei cittadini che oramai hanno perso ogni speranza, da una parte di riavere indietro i soldi versati alle banche venete e dall'altra di capire definitivamente chi è il responsabile di quella che è già passata alla storia come la truffa del secolo. Obiettivi che rischiano di svanire nel nulla, come oramai abbiamo visto troppe volte in Italia, sottolinea Susin, che per questo si è incatenato alle croci bianche, simbolo del risparmio tradito. E io oggi voglio essere qua per manifestare e essere a fianco di questi risparmiatori. Chi ha rubato i soldi alle PMI e alle famiglie deve andare in galera, è una cosa ignobile. E rimaniamo nel Montello per la questione del bacino di laminazione sulle Grave. Ritengo doveroso rivolgermi a lei, signor Ministro, per sapere se il Governo, in merito agli interventi da realizzare lungo il bacino del fiume Piave in maniera specifica rispetto all'intervento delle Grave di Ciano, abbia deciso di abbandonare il progetto. Se ci sono altre ipotesi alternative, essendo in capo il Governo, ogni decisione in merito, chiedo che ci vengano esposte quanto prima. Così l'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottaccin scrive al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa per avere chiarezza sulla realizzazione del bacino di laminazione previsto in località Grave di Ciano, in comune di Crocetta del Montello. Ciò che ci interessa è mettere in sicurezza il fiume e le popolazioni rivierasche, scrive Bottaccin. A oggi, oltre agli interventi manutentivi effettuati dalla Regione per circa 108 milioni di euro, non è ancora stato realizzato nessun intervento in grado di abbattere i colmi di piena con rilevante efficacia nel bacino del fiume Piave. Adesso per noi c'è la pubblicità, a dopo. Di nuovo in studio per vedere insieme che tempo ci attende per il fine settimana e per i prossimi giorni con il generale Iannicelli. L'anticiclone delle Azzorre su di noi sta lentamente attenuandosi e questo darà spazio al passaggio di qualche sistema perturbato in questo momento salutare. Ma vediamo la carta del tempo prevista per sabato mattina. Notiamo degli ammassi nuvolosi, vedete una vasta area in cui la pressione è livellata intorno ai valori medi, quindi non è bassa pressione, comunque è sufficiente per far passare sistemi perturbati, il primo dei quali, vedete, non è ben definito, quindi si muove in un campo avverso, però è sufficiente, sarà sufficiente
diretta ad apportare una nuvolosità molto intensa e qualche precipitazione, soprattutto aria nuova che scalzerà l'aria ricca di materiale inquinante su di noi. Ma più in dettaglio prevediamo appunto per domani mattina un cielo coperto con precipitazioni non intense, abbastanza diffuse, poi gradualmente in mattinata già migliora la situazione, anche se il cielo rimane in gran parte nuvoloso. Per domenica mattina ancora inizialmente qualche piccolissima pioggia residua e poi ancora cielo irregolarmente nuvoloso per nubi più o meno stratificate. Questo è un tipo di tempo che ci accompagnerà per gran parte della prossima settimana. Altro risvolto della medaglia, aria umida, quindi in un periodo che in teoria dovrebbe essere il più freddo dell'anno, ricordo fine settimana o quasi all'insegna dei giorni della Merla o subito dopo, invece quest'anno non sarà confermata, ecco, questa leggenda o questa statistica. Infatti le temperature previste sono addirittura 5-6 gradi sopra lo zero, le massime potranno raggiungere anche gli 8-9 gradi. È tutto. Adesso a Belluno. A Belluno per parlare del piano per le infrastrutture in vista dei Mondiali 2021 e delle Olimpiadi 2026, via libera ai cantieri stradali mentre si allungano i tempi per il treno delle Dolomiti, ed è già polemica. Entro la fine del 2020 e quindi per i mondiali del 2021 in stazione a Belluno arriverà il primo treno elettrico, ma l'obiettivo dichiarato per le Olimpiadi del 2026 è quello di completare l'elettrificazione fino a Calalzo. Il treno delle Dolomiti, e cioè l'anello dolomitico ferroviario che collegherebbe Calalzo con Cortina e Bolzano e Feltre con la Valsugana e Trento, per ora resta un sogno perché fino ad ora il territorio, come ha già denunciato l'assessore regionale De Berti, non ha trovato un'intesa sul tracciato su cui l'ingegner Moroder, incaricato dalla Regione Veneto, dovrà fare i suoi approfondimenti. Fino a qualche giorno fa erano 3 i progetti presentati, ora se ne è aggiunto un quarto ed è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Io credo che noi dobbiamo fare un salto di qualità tutti assieme, come legislatore nazionale e regionale dobbiamo avere la capacità di entrare in connessione con i territori per decidere un tracciato, non possiamo essere spettatori di queste dinamiche. Col cerino in mano è rimasto il presidente della provincia, accusato di essersi comportato da mero passacarte. Sono stato criticato per non avere scelto, ma per farlo bisogna avere in mano studi e ricerche. Tradotto, inutile addossare responsabilità se fino ad ora nessuno ha detto se il treno delle Dolomiti sarà un vero e proprio mezzo di collegamento con l'alta velocità del Brennero e con le province di Trento e Bolzano, o sarà solo un mero trenino turistico. E per ora quel treno resta solo scritto nel libro dei sogni. È un sogno, ma secondo me è una prospettiva di sviluppo che vedrà i prossimi 15-20 anni, è una prospettiva di sviluppo molto importante per il territorio della nostra provincia. Via libera invece sul fronte della viabilità, l'imminente avvio dei lavori di ammodernamento della 51 di Alemagna all'altezza di Longarone. Giovedì in proposito si è tenuta una riunione in prefettura alla presenza di ANAS, che ha illustrato il cronoprogramma dei lavori e le misure assunte per ridurre i disagi. In previsione delle finali di Coppa del Mondo di sci il prossimo marzo a Cortina, in fase di definizione il piano di sicurezza dell'evento, all'interno del quale saranno previste anche specifiche misure attinenti alla viabilità. Sono alle porte le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Belluno. L'appuntamento è per il prossimo 16 febbraio, lunedì prossimo scade il termine di presentazione delle liste e noi siamo in grado di fornirvi qualche anticipazione. Qualcuno ci riprova, altri lasciano il posto a volti nuovi. La sera del 16 febbraio si conoscerà la composizione dei componenti del nuovo Consiglio provinciale di Belluno e questi sono giorni febbrili per la chiusura delle liste. Sarebbero 2 al momento, espressione dei candidati consiglieri per il centrodestra e per il centrosinistra. Per il primo schieramento sarebbero certe le ricandidature dell'attuale vicepresidente Serenella Bogana, di Massimo Bortoluzzi e di Ivan Minella. Per le new entry in lista si parla dell'attuale sindaco di Seren del Grappa Dario Scopel e del sindaco di Alleghe Danilo Deitoni, dei consiglieri dei comuni di Calalzo, Maria Antonietta Toffoli, di Val di Zoldo, Max Enrico Cordella, di Seren del Grappa Elisa Monticello, di Feltre Nadia Forlin e di Enrico Zandegiacomo di Auronzo. La lista di centrosinistra sarebbe capitanata dal sindaco di Feltre Paolo Perenzin, dal primo cittadino di Ponte nelle Alpi Paolo Vendramini, dal sindaco di San Vito di Cadore Franco De Bon, consigliere uscente, dal sindaco di Vallada Gordina Fabio Ferdinando Lucchetta e dal consigliere di maggioranza del comune di Belluno Walter Cibien.
Lunedì prossimo alle 12 le conferme, un quarto d'ora dopo a Palazzo Piloni la conferenza stampa per l'annuncio ufficiale. Come è noto, la legge Del Rio ha radicalmente rivisto struttura, composizione e funzionamento degli organi di governo delle province, ora divenute enti di area vasta. I componenti del Consiglio provinciale, rinnovati con elezioni di secondo livello, cioè non dai cittadini, ma dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia, restano in carica 2 anni. 4 invece gli anni di mandato previsti per il Presidente. E il Consiglio di Stato riapre la partita sull'inclusione dei bancomat nell'elenco di luoghi sensibili da cui le sale giochi devono rispettare una distanza minima. È quanto emerge dall'ordinanza che accoglie l'istanza cautelare del Comune di Belluno contro la sentenza del TAR Veneto dell'aprile 2019. In quell'occasione i giudici amministrativi avevano bocciato la norma comunale che prevede tra i punti off limits anche i bancomat, accogliendoli a ricorso della società titolare di una sala slot. La terza sezione di Palazzo Spada ha ritenuto però di sospendere gli effetti di quella sentenza in attesa dell'udienza di merito fissata per il prossimo 25 giugno. Questa sera a 20:10 ospiti in studio di Nicola Zanetti ci saranno Roberto Grigoletto del Partito Democratico e Riccardo Barbisan della Lega. Da Treviso e Belluno è tutto anche per questa sera, adesso ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faberi. Bentrovati al meteo. Una bassa pressione causerà una certa instabilità sul territorio. Insomma, il weekend sarà all'insegna di un tempo incerto. La situazione di sabato 25 gennaio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso o coperto dappertutto con qualche precipitazione a carattere sparso, sia pure di debole intensità e di breve durata. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime tra 5 e 9 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia con nubi ovunque e con qualche occasionale pioggia. Temperature minime fino a 7 gradi, massime tra 8 e 12 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, cielo coperto, ma qui in genere senza precipitazioni associate. Temperature minime intorno allo 0, massime tra 6 e 8 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faberi.